togliendo queste mascherine, non mi sparare però, Allora Gabriele, mi accompagni dal tuo esimio collega, nonché socio di merende, Marco Streccioni. Eccoci. Ciao Marco! Prego. Quasi quasi mi toglierei la mascherina, direi. Io intanto sono con la mascherina. Grande. Come stai? Hanno fatto tampone serologico e mi hanno anche tamponato, quindi vabbè. Quindi tutto quanto. Come stai? Bene, bene. Intanto grazie per ospitare qui Soundtrack City dopo che abbiamo vissuto con Marco Ho una Streccioni. serie di famiglia, per Guarda, cui abbiamo vissuto da tutte le... Non mi siedo sui tuoi occhiali, non vorrei distruggere la tua visibilità. Approfitto, che bello, che meraviglia questo mix, di cui non capisco assolutamente nulla, potrei anche starci giorni e giorni e non comprendere niente. Anche io. Però questo è il tempio delle colonne sonore, non soltanto, perché qui non hai registrato solo, certo. esclusivamente, vorrei dire che hai registrato anche premi Oscar, nomi che ormai buona parte purtroppo ci hanno lasciato, ma è rimasta la loro musica. Sì, purtroppo sì. Morricone, Bacalov, abbiamo anche Pino Donaggio che è un frequentatore assiduo. Come no? E vorrei dire che tra l'altro, citando Bacalov, quel bellissimo pianoforte che c'è nella sala di registrazione, nello studio, è appartenuto a lui, che vi ha donato, che vi ha regalato. Sì, non diciamo, ce l'ha regalato, ma ha deciso che il posto migliore dove metterlo era lì. Era il nostro studio. E questo insomma ci ha dato un pochettino di orgoglio. Per cui... Diciamo che diventerà anche una parte scenografica delle nostre due puntate, dato una che abbiamo già fatto con Andrea Morricone e questa che realizziamo con una coppia che tu non credo abbia mai avuto qui dentro. Qui dentro no, io tanti anni fa ci ho lavorato e quindi sarà un piacere adesso rincontrarli. E infatti la stessa cosa me l'ha detto anche loro, sarà bello rivedere una persona che non vediamo da tanto tempo. Parliamo dei fratelli De Angelis, ovviamente, gli Oliver Onions, coloro che hanno realizzato colonne sonore incredibili, orecchiabili, che sono entrate nell'immaginario collettivo, tra cui ovviamente tutti i film, buona parte dei film della coppia Bud Spencer e Terence Hill, Zorro, lo sceneggiato Sandokan e chi più ne ha più ne mette. Quindi ci faremo raccontare da loro veramente di tutto e di più, aneddotica a iosa. E andiamo ai fratelli De Angelis che ne avranno da raccontarcene. Allora, come abbiamo detto, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ci ospitano Stone Recording Studio di Marco Streccioni, che ringraziamo, e che all'inizio abbiamo annunciato questi ospiti. Ne abbiamo qui davanti i fratelli De Angelis. Allora, ciao a tutti, ciao. Guido, Maurizio. Ciao Guido, ciao Maurizio. Grazie dell'ospitalità. Grazie, no, a voi. Allora lo dico subito, io sono di parte, questi signori qui io li adoro immensamente perché hanno fatto parte della mia vita, come posso dire, auditiva di quando ero ragazzo. Insomma, io di quando ero bambino. E tu di quando ero bambino, esatto, perché sei giovincello. Ci tenevi a dirlo. E quindi di domande qui ce ne sono tante. Quindi io direi, Massimo, che io vado spedito sulle domande, pronti via. Allora, anche perché di cose da raccontarne, insomma, i nostri cari ospiti ne hanno veramente hanno una filmografia, come dire, abbastanza importante, sia quantitativamente che qualitativamente. Allora, però, io la prima domanda che vi faccio da musicista e che è da sempre avrei voluto fare è la vostra formazione, i vostri ascolti musicali. Voi cosa ascoltavate da ragazzi? Che musica ascoltavate? Ascoltavamo tutti i successi americani dell'epoca e quelli erano le prime invasioni di altro tenore, di altro sapore che riuscivamo ad avere in Italia. Adesso c'era il periodo in cui si cominciava a conoscere, non so, Paul Anka, Frankie Avalon, Elvis Presley, Conway Twitty, Roy Orbison, ancora prima. Tutti quelli, ma certo ancora prima, voglio dire, ma da questo punto di vista avevamo, tra altre cose, abitavamo in un punto in campagna dove ci divertivamo a fare la gara con un nostro vicino, un nostro carissimo amico, a chi
era più bravo, cioè attenzione, non chi fosse più bravo a scegliere i dischi, ma il più bravo era quello che riusciva a metterli sulla finestra a volume più alto. Ah, sì. Quindi, quindi se loro Facciamo la guerra, no? se lui aveva un giradischi di quelli che andavano all'epoca, quindi c'era un altoparlante incorporato, e per cui metteva Elvis Presley, noi rispondevamo non so con Polanca Oppure con Chantilly Les, vabbè, questo per dire sono, come dire, nella gioventù poi ma questa è contemporanea o a risposta? A risposta. Quindi avete sollazzato il quartiere musicalmente. sì, ma il quartiere erano quattro case, le vigne c'erano. Noi e poi c'erano i vigneti, quindi noi abitavamo in campagna, ogni tanto non so, c'erano degli animali e per fare compagnia belavamo anche noi, cercavamo ci raccontavamo le barzellette praticamente. Ma i brani nostri che suonavamo con la chitarra, le prime cose, facciamo i pezzi degli Everly Brothers, Everly Brothers, certo. True Love, facciamo che poi abbiamo scoperto Greenfields, The Brothers 4. Che dici, per noi sono stati è stata quella la partenza, sì, ma l'infa vitale musicale. Siccome nella musica probabilmente nulla si crea esattamente come in natura, poi abbiamo scoperto da un'intervista di qualche anno dopo che gli stessi Beatles si sono ispirati agli Everly Brothers e quindi avevano cominciato poi credo che il gusto e forse anche il clima inglese ha suggerito di passare dalle chitarre acustiche a quelle elettriche, quindi c'è stata una trasformazione etica e epica da questo punto di vista, e proprio anche queste sensazioni musicali erano trasversali, quindi chi ha tratto ispirazione, ma poi non era un'ispirazione musicale nel senso di era subire il fascino di quel gusto musicale, di quei timbri, perché noi eravamo invasi con grande delizia, voglio dire, di sonorità fatte di grandi orchestra, non so, Cinico Angelini, Pippo Barzizza, avevamo questa cosa qui che era orchestre di un grandissimo fascino, era una dimostrazione di tecnica, orchestrazione, eccetera, eccetera. Però per cui quando vedevamo che c'era una cosa molto bella, molto piacevole, molto immediata e molto particolare, che era fatto con 2 chitarre, basso, batteria e c'aveva un gusto musicale, anche una costruzione musicale completamente diversa dalla nostra. Che hai descritto con 3 aggettivi /4 e una frase molto molto ben delineata il vostro stile musicale. L'ho fatto vostro. Non me lo so accorto. No, perché comunque io ho sempre detto che voi avete una grandissima, sempre detto io, e dico come scoprire l'acqua calda, orecchiabilità, linearità, forte impatto subito immediato, emotivo e di piacevolezza d'ascolto, ma anche una grande costruzione sotto. Ma noi quando suonavamo, avevamo il gruppo che suonavamo, andavamo a suonare per i locali, andavamo a suonare a Rimini, a Riccione, al Piper Club, noi abbiamo suonato al Piper Club, eccetera, e facciamo tutto, facciamo i pezzi dei Rolling Stones, facciamo I Got You Baby di Sonny e Cher, abbiamo conosciuto anche quindi loro. proprio Quindi facciamo tutti, qualsiasi cosa arrivava dall'America, noi eravamo abbonati a Billboard, che all'epoca ti mandava ogni settimana i primi 10 dischi in classifica. Erano i top 10, i top 10, erano anche i top 40. Noi avevamo i pile di dischi, sempre senti questo che bello, senti che bello, e noi vivevamo questa atmosfera. Però, e quindi le montavamo questi brani con il nostro gruppo, perché poi il gruppo era una necessità, perché il gruppo ci serviva per andare a suonare, per pagarci gli strumenti. A proposito, che strumenti suonavate voi? Chitarra? Io suonavo flauto, anche l'organo, però io ho mollato subito l'organo, eccetera, invece e da questo punto di vista noi avevamo proprio la necessità di dover andare a lavorare, anche a quei tempi c'era la lira,
6.000 lire da dividerci in 5, un 6, insomma, quindi era una cosa. Però voglio dire, erano sufficienti per noi a pagare la rata, magari la rata era 800 lire. Insomma, quindi, per non gravare sul nostro padre sempre, insomma, voglio dire, noi facevamo una mariccione. No, ma un aspetto simpatico alla luce dei trascorsi che veniva fuori, che noi ci facevamo sedere tanto per preparare questi pezzi, ovviamente. Poi avevamo due esigenze. Le esigenze erano che ogni tanto, essendo tutti minorenni, come qualcuno raggiungeva la maggiore età, andava a fare il militare, allora bisognava sostituirlo e ricominciamo a capo. E questo praticamente ha toccato il batterista e il bassista. E quindi, ma mai voi due? No, mai noi due, perché essendo universitari abbiamo rimandato. Questa era la seconda cosa, è che quando comunque riuscivamo ad andare a fare le serate, le cose, facevamo i Beatles, però a un certo punto a fine arrivava serata, uno che fate il tango delle capinere? No, faccia la marcia dei bersaglieri, la marcia dei bersaglieri, le cose. Quindi da questo punto di vista abbiamo capito che essere musicisti bisogna essere eclettici. Sì, è vero, ma molto eclettici. Molto eclettici, perché poi a quel punto, quando la butti in caciara, tu sai, la marcia dei bersaglieri, quindi, oppure Nanni. Diciamo la verità, eravamo molto versatili, facciamo tutto, che dovevamo fare? Ai night club dovevi... No, ma questa cosa la ritengo bellissima e si è un po' persa. Giusto chi fa i matrimoni ancora c'era questo tipo di duttilità. Vi racconto una cosa, io andai a suonare con un gruppo New Wave, ero ragazzo, tutti questi dark in Russia. Per il capellone? Meno, sì, è meno, e andiamo a suonare in Russia sempre con questa musica dark, arrivo lì, ci chiedono Morandi, ci chiedono Pupo, e insomma alla fine siamo messi, alla fine gioco forza, da dark siamo diventati Pupo, Morandi. Ma è capitato però, che capitava, se a un certo punto noi... Per esempio a Riccione, quando suonavamo a Riccione erano le 9:30 e 10, noi stavamo lì, speriamo che comincia un po' più tardi, che finiamo sempre alle 4. Allora arrivava sempre il cameriere, il capo attaccata che c'è gente. Arrivava una persona, noi davamo suonare per una persona, poi si riempiva di gente magari a mezzanotte, no? Ma noi c'erano solo 2 ore che stavamo lì a suonare. Vabbè, però è stato molto utile perché una scuola non e tra le altre cose anche episodi, oserei dire, esilaranti, comici. Mi ricordo un periodo abbiamo fatto a un nightclub di Perugia, e dove fa morire perché già si parte. Dove ci è toccato accompagnare, noi dovevamo suonare, devo fare la scena, però la fai tu, però io faccio la premessa. Fa la premessa, è che noi eravamo stati scritturati per fare musica in questo night club, cioè non era neanche un pub, era proprio il night club, proprio quello tradizionale. Anni su per giù? Erano gli anni 60, 64, 65. E quindi noi pensavamo di fare il nostro repertorio soltanto con l'unico limite dei volumi, dei livelli, perché ci sai un night, quindi tutto quello che facciamo dobbiamo fare, perché se no perché il proprietario, mi raccomando, che non dobbiamo disturbare, vabbè, insomma. Però poi non era esattamente così, perché a quel punto abbiamo scoperto che dovevamo accompagnare. Aspetta, adesso comincio qualcun altro. Racconto io. Allora, prima di tutti, noi arriviamo lì, montiamo tutti gli strumenti, tutte le cose, ore, finalmente la prima scrittura per un mese, un tempo. A un certo punto arriva uno che si mette da una parte con una faccia cattiva, era cattivo proprio. Brigate, adesso vi dico io che cosa dovete suonare. Allora ci guardavo, vabbè, dice lui. Allora arrivo qua, io da una musica araba a lui. Dai. No, ti prego. Allora tu dovete suonare questa cosa qua. Lui si mette all'organo. Ma che è la musica della danza del vento? Verrà una grande artista questa sera e ballerà questa musica, la danza del ventre, e voi dovete fare la musica. Era il proprietario con la faccia che ti metteva paura, e dovete suonare questa cosa. Mi raccomando, non vi fate fare brutte figure, perché allora
si presenta, vedeva si presenta a un certo punto una signora, sente il signore, una bella donna era. Bellissima donna, però tutta sempre così, allora comincia col pieno di gente e ci dice prima quello lì, dice, quando lei fa così, voi dovete fare rispettare i sync. È da lì che Aspetta lì che nascono i sync dei teatri. allora a un certo punto cominciamo a suonare, arriva questa, Maurizio vede, cercate di seguire, a un certo punto mi fa niente, si comincia a guardare, niente, allora il batterista, poi si gira verso maledetti, stronzi, ridendo per non farsi vedere incazzato, stronzi, e poi Voglio dire agli spettatori che vedono dall'altra parte, la faccia era cruentissima. No, poi a un certo punto diciamo al batterista sta attento, allora sul batterista a un certo punto come se muoveva faceva manco quando non serviva più e questo mi distruggo io, poi comincia a suonare la batteria in ginocchio così a ride, questo l'organo in ginocchio, io sono scappato, io me ne sono dietro le quinte, lui continuava a suonare l'organo in ginocchio così. Non ti dico che è successo quando abbiamo finito la sera, quello lì è venuto e ha detto voi vi caccio subito via, se domani non fate la cosa fatta bene vi caccio. C'era anche il dettaglio come dire folcloristico o di costume in tutti i sensi, che questa c'aveva sto mini tanga praticamente e c'era 2 batuffolini di Ovatta sui capezzoli, per il resto era nuda praticamente. Cioè questi 2 batuffolini non era male. di Ovatta. Però questo nei curriculum non lo mettiamo. È rimasto registrata. No. Allora, abbiamo fatto una digressione che non so ci se voleva. io sono contento perché gli spettatori vedono, non è facile vedere dei musicisti, degli artisti che si lasciano ai ricordi, poi questo genere di ricordi. Certo. Sentite, ma adesso veniamo invece, facciamo un passo avanti, no? Allora, il passo avanti è quello della vostra vita, diciamo così, cinematografica, no? Che è quella che in fondo da dove siete partiti stento a trovare il gancio. Come è uscito fuori invece l'occasione? Perché immagino l'arrangiamento di Tanto per È Cantare. stato sempre la vita professionale, non solo professionale, ma poi in questo caso poi è sempre una risultante di tante combinazioni, anche occasionali e anche inaspettate. Certo. Quando noi abbiamo cominciato a frequentare la RCA, che era questo tempio magico dove c'era atmosfera, c'erano prospettive, c'era voglia di fare, c'era entusiasmo. All'epoca d'oro, noi cercavamo di farci conoscere come autori, e però per farci conoscere come autori suonavamo, presentavamo provini, quindi a un certo punto hanno cominciato anche ad apprezzarci come strumentisti. A quel punto c'è stato step by step la coincidenza fortunosa a questo punto che l'orchestra dell'Unione Musicisti, credo che si chiamasse Unione Musicisti all'epoca, era in sciopero per ragioni sindacali e essendo in sciopero questa orchestra, i dischi la RCA faceva fatica a realizzarli e allora si è fatto avanti qualcuno con l'idea di ricostruire un'orchestra che non fosse sindacalizzata a questo punto. Okay. Quindi con elementi fatti venire da Napoli, da Trento, da Treviso, da Torino, a Roma c'erano questi 2 che suonavano. No, il chitarrista perfetto. Quindi abbiamo cominciato piano piano a entrare a far parte di questo mondo, per cui eravamo diventati turnisti, session man. Io poi avevo la particolarità di essere figlio di quel tipo di gusto che dicevamo prima, avevo il suono country, tutte chitarre americane, chitarre acustiche, non avevi già suonato con c'era una volta il West? No, quello proprio durante è una conseguenza, sì, è una naturale evoluzione di questa dell'introduzione in questo mondo.
conoscemmo Nino Manfredi. Quindi nel fare questi turni di registrazione entravamo in contatto con produttori discografici, tra cui Enzo Micocci, che era secondo me era il top da questo punto di vista. Enzo Micocci a un certo punto ci disse: ragazzi, vedo che avete cominciato a fare arrangiamenti anche qui nell'ambito RCA, io devo produrre un disco, fare un disco con Nino Manfredi, mi piacerebbe che foste voi a fare l'arrangiamento di una nuova versione. Ma che era quella che doveva portare a Sanremo. Esatto, sì. Ovviamente Petrolini. Ovviamente abbiamo accettato, ci mancherebbe altro, e abbiamo fatto questa versione di questa cosa, l'abbiamo registrato alla Dirmafon, non so se te la ricordi, da Via Pola a Roma. Aurelio Rossitto era il tecnico, ricordi di gioventù. E questo disco, che era nato appunto come un escamotage, probabilmente un'idea stravagante di un produttore discografico di grande classe come era Vincenzo Micocci, e venne bene, e lui lo volle far presentare come ospite al Festival di Sanremo di quell'anno, che era il 70 o il 71, non me lo ricordo, il 70. Probabilmente il 70, sì. E questo disco, 71 la vostra prima colonna sonora. Questo disco ebbe talmente tanto successo che ci fu un immediato entusiasmo da parte di Nino, dice: ah, bella questa cosa, insomma, io sto facendo il mio primo film come regista, ve la sentireste di fare la colonna sonora? E qui ovviamente abbiamo aderito. Per caso che si dicesse qual è il titolo che avete fatto voi, Pronti Via? Che già anche quello lì è propiziatorio, perché il titolo del film è Per grazia ricevuta. Quindi per grazia ricevuta avete fatto la vostra prima colonna sonora. Sì, Cioè, voglio dire che questi signori Pronti Via hanno iniziato con Per grazia ricevuta, che è un film che adoro praticamente. Con Viva Santo Sepio. Viva Santo Sepio. Il tema di Giovanna. Che è quello che preferisco in assoluto io. Contadino del mio cuore, se non vado Contadino, guai dire contadino. Contadino. Beh, nacque l'amicizia con Nino Manfredi dopo il disco, quindi eravamo proprio culo e camicia con lui. Si può dire? Sì, si può dire. No, è un termine con italico. camicia non si può dire. È un termine italico che è entrato nell'Accademia della Crusca. Quando stavamo proprio scrivendo, facendo gli arrangiamenti, facendo proprio la musica del film, era il 71. A me mi chiamano a fare militare. E mi levano perché non potevo più rimandare. E allora mi portano a Viterbo, alla PAM. E a un certo punto, un giorno, dopo 5, 6, 7 giorni che sto là, ci eravamo disperati. Mannaggia, mo stiamo a fare sta cosa, come si fa? Per noi era. Ti racconto un piccolo aneddoto che riguarda nostro padre, no? E io sono partito che avevo i capelli lunghi e a barba. Dopo 3 giorni stavo là, mio padre viene a trovare, a cercarmi per vedermi come stavo, eccetera, eccetera. Lo vedo lontano dal corpo di guardia che avanza, viene da me, io ho una tuta, ma non mi sono tutto rasato, tutto, non ce la piglio. Aviere, senti, ti voglio fare una domanda, e io sto cercando mio figlio, Guido De Angelis, non è che tu lo conosci? L'hai riconosciuto proprio? No, papà. Fietto mio, ma che t'hanno fatto? Per dire come eravamo cambiati, no? Però nel frattempo lui stava a Roma, diceva: oh, qua stiamo a fare, che dici? A un certo punto un giorno mi chiamano dal colonnello comandante, dopo 4, 5, 6 giorni, dice: ti vuole per me? Mamma mi ha fatto qualche cosa qua, vado là, chi ti trovo? Nino Manfredi seduto col comandante. Allora mi dice: Aviere, mi dice lei che tu stai facendo la musica con tuo fratello del suo film, e che questo film può avere dei ritardi. E io mica gli ho detto niente a Nino, qualcuno gli ha detto te che io stavo che può avere dei ritardi, allora assolutamente non è possibile, perché allora questo nostro grande attore, allora io ti do una, allora Nino, licenza? No, settimana volevo dire, allora Nino, 2, e Nino fa
Ho capito, 4 settimane di licenza. 4 settimane di licenza, però voglio essere invitato a vedere la prima di questo film. Allora esco fuori con Nino e mi fa: sono stato bravo, la verità. Andiamo a Roma, va. Insomma, succede che sono cose. Che bello, l'amicizia è un film, pure questo è un film. Da quel momento in poi c'è stata la curiosità che suscitavano questi due giovinetti. Sì, poi siete passati da una commedia dolce amara a un western. Beh, il western era veramente il nostro cioè noi siamo veramente melodrammatici perché siamo italiani, quindi non è stato da questo punto di vista difficilissimo calarsi nei personaggi descritti da Nino Manfredi nel suo film. Però con tutta l'inesperienza che avevamo dal punto di vista della modalità di costruzione della colonna sonora, l'entusiasmo aveva compensato tutte queste. Però quando si è trattato di fare una cosa western non ci stava più nella pelle, anche perché avevamo nelle orecchie realmente certe atmosfere, certi climi proprio che sono tipici, che sono fatti anche di poche cose, di 2 accordi, ma sono fatti con quella sonorità e che sono quelle cose che ti dicono sì, siamo nel West. Quindi non. Però sai che una cosa che tanto avevo già chiesto in passato anche per il mio libro western sulla musica del cinema western italiano, la cosa che mi ha colpito molto è che la differenziazione, poi non mi ricordo se ora era stata una specifica richiesta di Tito Zingarelli, il produttore di Trinità, o di Enzo Barboni, del regista, però la differenza fra quello che avete costruito voi musicalmente per quel western lì e il primo, che era molto scanzonato, molto irriverente, tra l'altro è il primo western comico italiano con la musica di Franco Michalizzi, la cosa che mi ha fatto sempre colpito è che la vostra canzone era più seriosa, era più quasi una ballad, era una ballata melanconica, più country americano come lo intendavamo noi. Noi intendavamo dare un tocco che era quello che c'era rimasto epico, quindi sì. Noi avevamo nelle orecchie i film di John Ford, avevamo nelle orecchie come dire, il colpo di maglio che ti arriva quando senti una grande orchestra con dei corni che fanno le melodie. Quindi c'era una voglia di sottolineare quel tipo di cose e non solo fare dei piccoli M con 2 chitarrine, che comunque erano 2 chitarrine di quelle giuste da questo punto di vista. Quindi sì, c'era forse era anche la voglia di ma non assolutamente non avevamo fatto né avremmo mai voluto fare dei distanziamenti o delle cose dal primo, perché è stata anche quella che neanche non lo conoscevamo neanche il primo. Abbiamo proprio seguito il nostro istinto contando sul fatto che se avessimo costruito un brano verosimilmente country, verosimilmente poi cantato proprio da un americano che aveva proprio la voce, perché i cantanti country hanno quella voce lì, non ne possono avere un'altra, hanno quella voce un po' so così. E se eravamo convinti che se avessimo fatto questo tipo di cosa avremmo comunque avremmo soddisfatto i palati dei nostri committenti, ecco questo. Dopodiché in effetti questo è successo. E nel film c'erano tante di quelle trovate, per cui c'erano delle scene che ti suggerivano anche un modo di essere spiritoso con l'orchestra, non so, fare dei fraseggi con i tromboni buffi quando loro entrano al ristorante, perché è tutta quella scena incredibile che ancora fa ridere adesso, ma all'epoca era insomma un'apoteosi di quando vanno a mangiare, quando mettono la mano al cameriere che stappa la bottiglia, cioè c'erano delle trovate di sceneggiatura, quindi erano geniali da questo punto di vista. Quindi era con anche Barboni poi ci si divertiva. Ecco, io volevo fare una domanda proprio su questo, sul concetto di divertimento. Quei film lì, i film che voi avete fatto negli anni 70, che ripeto, io mi ricordo sempre quello che disse Pasquale Catanano a proposito di i compositori che cambiano l'immaginario delle persone, che si inventano uno stile, che a quel punto
da Dan Baghi Down, tutti i pezzi, le cose che avete fatto, mi dicono che si chiama M14, quello detto dei pompieri, M29. Esatto. Allora, quello che trapela da tutto questo è un senso di profondo divertimento, ma voi vi divertivate? Dietro le quinte era divertente? Ma scusa, ma tu ormai ci hai visto, noi stiamo qua. Voi sì, però ogni tanto si becca pure, perché ti posso dire, il regista, quello con cui ci stanno degli noi cercavamo di convincere, ti faccio un esempio, Più forti ai ragazzi. Flying through the air, side by side with the band. Noi giocavamo, perché avevamo fatto sta cosa, avevamo già registrata, chiamiamo all'ortofonic Zingarelli Palaggi, che era il suo socio, che era più piccoletto, che era molto serio. Zingarelli invece era un artista, era estremamente aperto, e a un certo punto, ed era lo stesso produttore che avevano prodotto, continuavano a chiamarlo Verità, quindi, e a un certo punto arriva e ci fa, mi pare c'era pure Bud Spencer dentro, mi pare, di quel giorno, mi pare di sì. Questo non me lo ricordo. Mi pare c'era anche insomma, praticamente arriva Coso, Palaggi, che è tutto precisino, vecchia guardia, vecchia cosa, invece allora Italo, d'accordo, noi eravamo già d'accordo con loro, allora ci fate sentire il pezzo che avete fatto per Coso, per Più forti ragazzi. Sento subito. Andiamo, parti col nastro. L'avevamo registrata 10 minuti prima, io e lui, una chitarra, lui fa flying, e lui flying through the air, flying through the air, e noi non ridevamo perché sempre per come non ti piace, vabbè, guarda che questo è ritmo. Allora, come ritmo? A me pare una magna, fly, che vuol dire? Sì, questo che dà ritmo al film è rimasto lì. Allora dice, allora ma senti, avremmo fatto anche un'altra versione, non so, vogliamo sentire pure quell'altra. Flying to the air, allora Italo, abbiamo fregato, scherzavamo, perché mi fate via i corpi. Questa era la nostra cosa. Questa era l'aria. Era l'aria che veramente tu play, giocare, veramente. Sì. Avete perché giocato, se tu ti prendi troppo sul serio, no, nella professionalità, però chiaramente noi ci credevamo al pezzo, quindi è come con Sandokan, la stessa cosa è successa. Allora la domanda un po' ci arriva, la domanda conseguenziale è: voi avete vissuto quel periodo lì, è un periodo secondo me d'oro, dove c'era forse più tendenza al sorriso anche nel lavoro, eccetera eccetera. Che è successo dopo? Dopo quando? Dopo, arrivando adesso è troppo facile, vabbè, viviamo in una situazione dove ma diciamo fino anche un anno, 2 anni fa e via dicendo, io raramente mi è capitato di lavorare in tanti film, raramente mi è capitato di vedere tutti questi sorrisi e via dicendo, è tutto diventato forse più, non lo so, forse c'è meno voglia di no, la voglia c'è, secondo me, è che ci sono più difficoltà legate veramente alla cosa pratica, ai budget che sono scesi, alla paura di sforare o di farsi mandare via a calci nel sedere perché non hai rispettato un budget, e allora il prossimo film non lo farai tu. Ci sono anche queste cose. E ai vostri tempi, quei tempi lì, non c'era questo tipo di problema? Diciamo che erano tempi anche ricchi dal punto di vista di ritorni editoriali, quindi se uno spendeva, c'erano le lire, insomma, se uno spendeva 500.000 lire di più per fare, alla fine non cambiava molto. Sì, c'era l'esigenza di rimanere in alcuni parametri, però voglio dire, mi ricordo veramente il sorriso, era sorridente anche la fase pre-registrazione, quando si andava, spesso siamo spessissimo serviti di direttori d'orchestra noi che venivano, perché io spesso stavo sempre tra i musicisti a suonare, lui stava in studio in
in control room, e quando si parlava con il direttore d'orchestra, si facevano le battute, voglio dire, qui facciamo sta zitti, cioè voglio dire, ma era sempre una cosa col sorriso sulle labbra. È cambiato perché un po' per volta il problema è sempre quello lì, ma in tutti gli ambienti della vita. Io non voglio fare il filosofo, però se tu prendi un castello fatto di 1 miliardo di mattoni, leva un mattone al giorno, tu non te ne accorgi i primi tempi, fai passare però 20 anni e ti accorgi che gli manca una parete intera sta cosa, quindi e così c'è stato sto mattone al giorno che veniva eliminato o cui si rinunciava per causa di forza maggiore, e si è arrivato a cose di come dire, non dico di nervosismi, ma di estremo rigore. Poi si è scoperto che molti film si potevano fare, che un bene da un certo punto di vista e un male da un altro si potevano fare anche elettronicamente, per cui poi è successa la via di mezzo, per cui si fa in elettronico il 50-60% del film e poi si va a mettere l'orchestra sopra i file audio, sperando di portarsi sempre il lavoro a casa nei budget, e anzi per far rientrare nel budget con un risultato addirittura migliore da un certo punto di vista, probabilmente di ensemble. Fino a 2 o 3 anni fa si andava a registrare all'estero, perché all'estero al costo di un musicista italiano ne prendevi 2. Il rapporto è che qui un musicista italiano costa X per 3 ore, all'estero costa X meno qualcosa per 4 ore, quindi il turno è quello, e allora tu quando parli di archi, invece di fare con 6, 4 e 4, fai 12, 10, 8 e 6, e magari c'è pure 4 contrabbassi, quindi fai al prezzo di un'orchestra. Poi essendo un'orchestra che stabile, che suonano sempre insieme, sono molto 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 affiatati, cosa che sarebbero e sono i nostri eccezionali musicisti, violinisti, violisti e violoncellisti italiani, che però per causa di forza maggiore non si trovano mai troppo spesso insieme, e quindi probabilmente quando neanche si conoscono probabilmente c'è, però è una questione di costi. Insomma, ecco, la crisi vera è iniziata quando i costi delle registrazioni non venivano mai coperti da quello che ti dava diciamo la classe seconda cinematografica attraverso la SIAE, e quindi gli editori sempre di meno e quindi strozzare continuamente le cose. Poi c'è un altro aspetto che va approfondito anche dall'altra parte come produttore, certo. C'è un altro aspetto che va approfondito e che non è insignificante. Questo a maggior ragione lo si può dire oggigiorno, che la tendenza si è negli ultimi anni esasperata, cioè la voglia di far musica che sia proprio musica di score, quindi di sottofondo, quindi sono climi, sono la forma musicale tematica è pressoché abbandonata, quasi del tutto, e essendo stata abbandonata, un editore che deve finanziare la colonna sonora di un film dice il mio rientro sarà solo dalla trasmissione del network, perché poi non ci sarà nessun che se fa un disco perché certo, quando tu fai il 70% della colonna sonora di meravigliosi, perché poi bisogna fare atmosfere, droni, cose, per cui effetti, quello è tutto bellissimo, tutto è bellissimo, però è ineseguibile, immagino, quindi probabilmente allora, anche invendibile, non ha rilevanza discografica, e allora anche l'editore adesso quando tu gli dici guarda io voglio fare sto film, vorrei 24 violini, no scusa, facciamo con 6 perché il problema è proprio questo qui. Allora è un insieme di cose, io non voglio adesso andare a dire questo perché non pretendo veramente di essere quello che ha trovato la spiegazione a tutto, io do una mia spiegazione, mi chiedo per quale motivo un regista, quando capita che faccia un film con te
ti dica io qui vorrei una cosa minimalista, qui vorrei un'atmosfera, qui un clima, qui non so. C'è pure meno soddisfazione. Certo. No, anche perché se la vogliamo dire tutta, poi ovviamente i compositori cercano di mettere la firma su quello che fanno, la firma nel senso di poter avere 1, 2, 3 o 4 scene in cui si possa riconoscere in minima parte il loro stile. Okay. Se devi fare una cosa solo di cose, allora non servono i 20 compositori che ci sono oggi, ma bastano i 400 score creator, quelli ce ne sono e sono molto bravi, sono tutti, ma veramente è una guerra tra due eserciti che sparano armi diverse. Magazzino, capito? Ma anche la library e basta. Non so se mi sono spiegato. È interessantissimo questo tipo secondo me di approccio, no? Io potrei dire una cosa, prima tu parlavi del digitale, in sostanza, quando è arrivato il digitale sono cambiate molte cose. Io lo dico spesso, credo che una di quelle cose che è capitata è che il montatore è diventato quasi più importante del regista e il montatore cerca un certo tipo di musica e non cerca altro tipo di musica generalmente. Poi tra l'altro il regista non ha nessuna competenza e non interviene dal punto di vista musicale, perché se c'è già un'idea di massima sa anche mettere bocca. Poi il discorso è un conto, se ne parlava con Andrea Guerra oggi con Morricone, è un conto inserire un tema all'interno di un film, è un conto un bordone entra, esce con grande semplicità, poi è interscambiabile, anche lo metti anche in un altro film se tu sei editore. Io direi che c'è anche un'altra peculiarità che forse un po' abbiamo dimenticato. Poco fa Guido diceva era un periodo d'oro quello loro perché si producevano dai 200 ai 400 film all'anno. E che film, perché poi si spaziava tra i generi, si divertiva, poi musicalmente ti capitava un western, una commedia, un gangster story. Noi abbiamo fatto di tutti anche uno sci-fi, un film di fantascienza, i famosi poliziotteschi che richiedevano un altro tipo. Oggi abbiamo sempre, tranne rarissimi casi che veramente si possono contare sulla punta di una mano, sulla dita di una mano, abbiamo solo prettamente determinati tipi di generi di film, che sono quei 2-3 al massimo. Quindi anche il compositore stesso, con tutta la buona volontà, tutta la bravura che poi ne abbiamo, perché io torno sempre a ribadirlo che ne abbiamo ancora oggi di bravi, di più rispetto che oltreoceano, sono limitati visivamente dal genere che affrontano. Io la domanda che mi faccio, e che forse abbiamo già avuto modo di affrontare in qualche altra occasione, ma è possibile che in un film di 100 minuti non ci siano 2 scene o 3, ma 2, in cui non venga richiamata l'esigenza di toccare il cuore di una persona con uno straccio di tema? Ma è possibile? Io dico che non è possibile. No, ci sono quelli, dicevo, ci sono quelli capaci che lasciano spazio, come facevano una volta i grandi, ma i grandi non mi riferisco solo a Sergio Leone o a Hitchcock, ma anche come Enzo Barboni, tutti ti davano una sequenza intera, tu potevi Colizzi, ma anche tutti, Michele Lupo, uguale. Ma poi c'erano tanti, ma tantissimi. C'era il rituale di venire in studio a casa a sentire le idee, Castellari, poi c'era la fantasia, perché tu la facevi al pianoforte, dici sì, questa poi bisogna vedere, fammela però questa se me la devi fare col coro, con i violini, adesso oppure col flauto o col sassofono. Si parlava, si discuteva, quindi facevi subito la versione col sassofono per il regista e poi facevi quella che piaceva a te. Quindi la cosa però adesso avete toccato il tema del montatore. Il montatore in effetti adesso è diventato anche un po' un music supervisor, un music editor, music supervisor che è lui, music supervisor che propone a suo gusto al regista delle cose, e spessissimo il regista lo segue. Si lega a quelle perché cose. Si lega a quelle cose. Cercare di seguirlo dopo. Anche le famose temporary track, no? Le temporary track. Lì è un'altra. Che sono una nota dolente. Le temporary track, che è una nota dolente, a volte è utile perché uno dice, allora questi vogliono questo genere, è epico, quindi il compositore, chiunque si fa bastare il termine epico per lavorare, capito? Almeno sa che non è, se lo fa bastare. Però quando in questa proiezione di prova arriva l'incaricato del network e insieme al regista e al montatore e al musicista che sta lì ignaro ad ascoltare la temporary music e questo signore
esponente del network, dice qui ci vuole veramente una cosa così, e hai appena sentito, non so, Hans Zimmer oppure Thomas Newman, e allora tu gli dici va bene, cerchiamo, però dovrei avere 5 mesi di tempo, dovrei avere, ammesso che riesca a farne uno uguale, qui serve un'orchestra così, che budget c'ho a disposizione? Allora intervieni con la RAI, 5.000 euro, 6.000 euro. Te la faccio con Bontempi.